In Veneto avevamo 20 anni fa oltre 6.000 stalle, oggi siamo sotto le 2.000 stalle, quindi capite che le dinamiche legate agli allevamenti sono perdite importanti. Nonostante questo però le stalle sono diventate più funzionali, più professionali, se così vogliamo dire, perché comunque la capacità di produzione del latte si è mantenuta, anzi probabilmente è cresciuta. Abbiamo ancora problematiche nei piccoli allevamenti, che sono quelli che normalmente chiudono prima, e legati a una certa parte del territorio, quindi maghe, piccoli allevamenti di collina e di montagna, non solo in montagna ma anche la collina sta avendo queste problematiche. Sulle maghe purtroppo abbiamo ribadito, sono maghe, tante maghe quest'anno hanno cominciato per la prima volta a essere deserte, frutto questo di una parte gli aumenti da parte dei comuni, una parte legata alle infrastrutture, quindi quando parliamo di magna, prima cosa deve avere acqua e energia, cose che in certe maghe non ci sono. E questo, accompagnato poi dalla problematica della fauna selvatica, in primis il lupo, ha creato tutta questa dinamica, diciamo, un po' di chiusura e anche di giovani che si stancano, fanno più fatica. Io immagino sempre l'allevatore, il giovane che lavora di giorno e deve di notte stare attento a accudire gli animali per il lupo, si stancherebbe come chiunque.